Salve a tutti, bentrovati nella nuova puntata di questa trasmissione, qui Sicilia, la settimana insieme a chi vi parla e all'amico Salvatore Ginaprelli. Buonasera. Dunque, questa settimana abbiamo visto parecchie novità che sono avvenute, tra l'altro siamo in giornate di voto che riguardano alcuni comuni, ma soprattutto tutti gli italiani per i referendum, i famosi referendum, sui quali il dibattito è stato piuttosto scarso, però i favorevoli e i contrari c'erano. Ma una delle questioni che aveva minacciato un po' la già precaria partecipazione al voto è stata la questione dell'obbligo delle mascherine, su cui un pezzo del governo ha emesso una circolare su questo, un altro pezzo dello stesso governo, perché fanno tutto da soli, ha detto no, noi siamo contro e quindi questa cosa non va bene, quindi creano il problema e poi cercano anche la soluzione, e quindi poi questo obbligo è stato trasformato in una raccomandazione che insomma lascia il tempo che trova. Però in particolare sulla questione dei referendum, insomma, è chiaro che sarà un voto un pochino alla cieca, in un certo senso. Che idea ti sei fatto? Hai maturato una certa chiarezza o anche in base soprattutto a chi hai visto schierato per il sì e invece contro il referendum? A questo punto si può andare più a fiducia in questi interlocutori che non nella conoscenza diretta delle questioni. Qual è il tuo pensiero in proposito? A parte che non si capisce niente, poi non ho studi giuridici, per cui non è che ne capisca molto, e nemmeno mi sono preoccupato di sentire i vari partiti come si sono orientati. Se andrò a votare, voterò no, che non voglio l'abrogazione, per la Severino e per il discorso della reclusione preventiva, ma no perché non possano essere, diciamo, migliorate queste due cose, perché allora secondo me è giusto che chi è soggetto ad accertamenti o si è appurato che è coinvolto in cose losche eccetera, non si possa candidare e non possa ricoprire le cariche di sindaco e altro. Questo secondo me dovrebbe essere anche nella logica delle cose. Per quanto riguarda la reclusione preventiva, sì, può darsi che è anche vero che molti rimangono in carcere in attesa di processi lunghi eccetera, ma allora non è questo da abrogare, per quel pochettino che io posso capirne. Ci sarebbe invece da legiferare sullo snellimento nella organizzazione, cioè nello snellimento e nella velocizzazione dei processi e delle indagini. Sinceramente per gli altri tre non saprei. Sicuramente il fatto, anche se poi è un palliativo, sull'ultimo quesito sulla raccolta delle firme, quello sì, l'abrogherei. Sì, è anche vero che poi ci sono le correnti interne che manico. Però sai, se uno che non è legato a niente, che può rompere un pochettino, scombinare i giochi, ecco,
senza dover sottostare alla firma, alla raccolta delle firme. Secondo me questo qua è molto democratico, per quello che lo vedo io. Sinceramente poi sul quesito di che i magistrati devono essere anche possono essere sottoposti alla valutazione dei professori universitari, eccetera, e l'altro quesito, la separazione delle carriere. Ecco, anche sul quesito che si devono distinguere le due carriere, sarei d'accordo nel distinguere chi giudica e chi accusa. Quell'altro, sinceramente, che personalmente non saprei cosa dire, perché poi si rischia che magari sì, i professori sono molto bravi nella teoria, nella gestione di alcune cose, magari io parlo per altre materie, io in questo caso la giustizia non saprei, però poi dal punto di vista pratico non lo so, sinceramente è un'ignoranza, ma come io penso che la maggior parte delle persone non addette ai lavori avranno queste difficoltà. Io so di gente che sta andando con i colori, la prima scheda è rossa, quindi comunque forse pensano di non arrivare al quorum. Il suggerimento dei colori è molto valido per non sbagliare, appunto, quantomeno per non confondere una cosa con un'altra, quindi mi sembra utile. È chiaro che anche chi è contrario a questi referendum nel merito, perché non ne condivide i cambiamenti che portano, nel metodo perché dice anche con ragione che l'elettorato non è in grado di legiferare su queste cose o di esprimersi su queste cose, però nel momento in cui si dovesse chiedere sì, ma il funzionamento della giustizia in Italia così come è va bene, cioè non si deve toccare perché funziona, perché ottiene i risultati attesi, e lì penso che avrebbe un po' di difficoltà, no? A metterci la faccia e a dire che va bene così. Mi ricordo questo dibattito sulla giustizia, ovviamente non nasce oggi, mi ricordo quando il Partito Radicale era tra, diciamo, le forze di punta su queste questioni, in particolare la separazione delle carriere, eccetera, eccetera. Dall'altra parte si creava il fronte di chi diceva ma voi volete indebolire una magistratura laddove c'è la lotta alla mafia, i ladri, i politici ladri, voi siete politici, insomma volete distruggere il vostro nemico per poter delinquere impunemente. Insomma, questa era la qualità del dibattito. E se ti ricordi, Salvatore, anche quando si venne introdotto in particolare il 41 bis come regime carcerario speciale per detenuti di mafia, eccetera, chiunque sollevasse la questione di una incostituzionalità anche rispetto a parametri internazionali, chi avesse parlato di tortura e di mancato rispetto del cittadino anche detenuto, subito gli veniva detto tu sicuramente sei uno di quella cosca o di quelle cosche che hanno membri al 41 bis e quindi è chiaro che vai a loro favore, che fa riferimento un po' alla concezione dello Stato di diritto, che significa in certi casi che chi viene individuato come responsabile, diciamo nella misura in cui la giustizia arriva alla verità, di particolari reati, è come se perdesse anche i diritti umani. Non dico la possibilità di fare politica come adesso stiamo vedendo negli ultimi tempi, ma proprio anche appunto il diritto a una vita dignitosa, e quindi a questo punto viene fuori una dimensione di distruzione del soggetto individuato come nemico della società, per cui non serve il valore rieducativo della pena, insomma praticamente è una sorta di pena di morte travestita, perché
Anche alcuni condannati, uno degli ultimi, chi era Liggio, diceva sì, non mi hanno condannato a morte, però insomma sono qua da decenni, che vita può essere questa? Ovviamente, per carità, ciò non vuol dire che meritava di stare alle Maldive, ma insomma, o in qualche luogo di villeggiatura, però così appunto quella persona viene cancellata dalla società. Così appunto il problema è un problema ideologico alla fine, no? Cioè il giudice, se è il depositario del bene, della lotta contro il male soprattutto, passa ad una categoria sovrumana. Da un lato appunto la lotta contro il male, perché abbiamo la mafia, non abbiamo reati, non abbiamo cittadini normali che possono sbagliare, possono fare bene, e quindi in una scala che può andare dal piccolo reato anche da giudice civile, diciamo, fino al massimo possibile, però sempre in un ambito di esseri umani. No, qui abbiamo la lotta alla mafia e dall'altra parte appunto anche attualmente, oltre a quelli che purtroppo come giudici hanno fatto una brutta fine, ci sono delle figure nel mondo giudiziario che si contraddistinguono un po' rispetto ai colleghi, diventano figure eccezionali, penso al procuratore Gratteri, laddove qui non è un problema di azione individuale o di personalismo nell'attività, anche perché sono attività che richiedono il coordinamento con tante altre strutture dell'apparato dello Stato, però forse anche a causa dei mezzi di informazione, dei media, eccetera, eccetera, si viene a creare questa individuazione di quel magistrato che fa come un eroe, insomma, che gli altri intorno pare che non valgono niente o peggio, sono nella migliore delle ipotesi scarsi come magistrati, nella peggiore sono complici di qualche strano depistaggio, maneggiamento, eccetera. E tutto ciò, di cui io non contesto le basi di realtà perché è difficile dimostrare se è così o non è così, ma comunque sia, che cosa porta? Porta ad una dimensione del dibattito tutt'altro che tecnica e tutt'altro che pratica, ma appunto sul piano della fede in un certo senso. Chi ha fede nel magistrato eroe non si permetterebbe mai di porre dei limiti alla sua azione, perché appunto la sua azione è santa e benedetta in ogni sua forma. Deve avere l'onnipotenza perché grazie a quella combatte il male. Che fai? Vuoi limitare l'onnipotenza del bene? Ma in tutto ciò, che è un dibattito vecchio, come dicevo, negli anni '80 in particolare, oltre a qualche sporadico caso che ci ricordiamo come insomma casi di mala giustizia, tortora e tanti altri, è venuto fuori, e questo è figlio del nostro tempo, insomma è una cosa più attuale, la questione interna appunto della struttura del CSM, il caso Palamara e tutto il resto. E questo incrina un po' quell'immagine appunto quasi da idolatria che riguardava i magistrati e pone un problema. Di fronte a tutto ciò, altri sistemi giudiziari non hanno esattamente, diciamo, l'apparato della magistratura come ordine in qualche modo staccato dalla società, ma la cosiddetta giuria popolare che riconnette alla società e alle sue opinioni, anche se vogliamo, al suo punto di vista maggioritario o medio, la valutazione sui cittadini o i concittadini che non si comportano bene. Cioè in qualche modo cerca di riconnettere il giudizio morale, se vogliamo, la percezione della gravità di un reato a quello che è lo spirito del tempo. E soprattutto, essendo giuria popolare, ha anche un certo ricambio e non favorisce questa cristallizzazione del potere, che poi diventa anche potere che influisce la politica. E non sfuggirà la coincidenza dell'arresto di un candidato a Palermo tra le liste, nella lista di Forza Italia a favore del candidato sindaco Roberto Lagalla, nella settimana prima del voto, no? La settimana prima del voto o le 2 settimane prima del voto sono quelle del silenzio
la par condicio, appunto, in cui non bisogna fare pubblicità fuori dagli spazi consentiti. Però non possiamo nasconderci che questo evento qualcosa lo produce nella campagna elettorale, nell'esito, comunque nell'orientamento di voto, proprio perché tra l'altro si era molto parlato di questi aspetti, il voto dei mafiosi, chi è che appoggia chi. La magistratura, i padri costituenti hanno voluto la separazione appunto dei tre poteri dello Stato. Ora c'è tanta gente che opera onestamente, sacrificandosi, molti hanno dato pure la loro vita, però io penso che la decadenza dell'Italia si manifesta a tutti i livelli e si manifesta anche dentro questo apparato che dovrebbe essere super partes, però si vede che dentro ci sono correnti politiche, eccetera. Io non sono molto addentro alle questioni giuridiche, della giurisprudenza, però secondo me sì, la magistratura deve essere indipendente, ma necessita un organo di controllo esterno, la responsabilità dei giudici. La magistratura non potrebbe fare politica, come per esempio i militari che indossano un uniforme non può fare politica. Se si presenta qualche elezione, perché come cittadino è libero, deve mettersi in aspettativa e non può comparire in uniforme. E una certa qualcosa dovrebbe avvenire anche per i magistrati, se non c'è già, ma nella funzione della propria, cioè nell'esercizio delle proprie funzioni dovrebbero essere asettici, adiabatici dal mondo che li circonda, cioè dovrebbero essere proprio. E la filosofia del diritto dice che il giudice, chi giudica, deve essere super partes e non condizionato da certe cose, però purtroppo spesso e volentieri non è così. Volevo accennare a 3 flash, diciamo, di osservazioni che riguardano nel nostro contesto in Sicilia, insomma, queste elezioni. Partiamo da un discorso che già era stato toccato varie volte sulla effettiva possibilità di esercizio di voto di fronte ad alternative, a possibilità nella scelta della propria amministrazione comunale, insomma, di vere e proprie possibilità ugualmente valide, su cui poi si sceglie, insomma. E i casi specifici di alcune città mostrano se questa condizione necessaria viene o meno adempiuta e quei cittadini hanno di fronte la possibilità di scegliere. In particolare io osservavo la situazione del comune di Militello in Val di Catania, che è in provincia di Catania, nel quale in pratica si sono candidati 4 potenziali sindaci, che è più di uno e anche più di 2, in teoria la scelta ci sarebbe, ma effettivamente poi andando ad approfondire un minimo le personalità, le figure in questione, si vede che questo numero è destinato a rappresentare solo superficialmente una libertà di scelta. Per quale motivo? Partiamo, come abbiamo fatto la volta scorsa, dal più improbabile. Uno dei candidati è una persona folcloristica per certi versi, ma assolutamente degna, diciamo, del suo ruolo di libero cittadino, ma vede la partecipazione alla politica come un fattore di esibizionismo, se vogliamo, e questo l'ha dimostrato nel corso degli anni,
quindi non ha nessuna effettiva volontà, anche struttura, cioè di chi si accompagna, insomma, come lista, come assessori designati. È un partecipante un po' turistico per soddisfazione sua, per salire su un palco o qualcosa del genere. Poi c'è una candidata, una persona che viene dal mondo del sindacato, un sindacato di area UGL, quindi non della sinistra, e che concorre contro sostanzialmente il terzo, che è il candidato del centrodestra, designato addirittura a quanto si è detto dal presidente della regione, che è originario appunto di Militello, e che ha fatto anche già il sindaco, ma ci arriviamo dopo, e quindi sostanzialmente va a competere e a togliere voti al candidato di centrodestra. Questo candidato di centrodestra è già stato sindaco in un precedente mandato e è stato particolarmente negativo per quel comune, a detta di tutti, insomma. Tanto per dare una dimensione, ha cambiato decine di volte gli assessori, con l'evidente ragione, certo non di dare continuità all'attività amministrativa, ma di distribuire questi stipendi, pur piccoli ma sempre significativi, ad una clientela molto ampia, per cui, non potendo moltiplicare gli assessorati, puoi fare come il buon San Francesco, che divideva il mantello fino a ridurlo possibilmente a pochi centimetri, però intanto qualche cosa fa, uno si copre un piede, non tutti e due, ma intanto soffre meno freddo. E quindi si arriva all'ultimo candidato, che poi ovviamente, visti quelli che l'hanno preceduto, è il primo in realtà, che è ex deputato nazionale, già ha svolto il ruolo di sindaco, e in qualche modo già si diceva alla sua prima elezione che aveva fatto una sorta di accordo sempre con Musumeci, dove il patto era che i voti di Musumeci a Militello sarebbero andati a lui, al candidato di centrosinistra, e tra l'altro ex deputato del PD, e i voti controllati da questo signore sarebbero andati a Musumeci per aiutarlo a diventare presidente della regione 5 anni fa. Ovviamente adesso i favori sono invertiti, e cioè Musumeci impone un candidato scarso contro l'amico avversario, tra virgolette, ma più amico che avversario, e per raggiungere sicurezza al fatto che questo finto concorrente non verrà mai eletto, in qualche modo c'è pure la candidata civetta che gli ruba un po' di voti, diciamo così è proprio sicuro che quel sindaco sarà proprio lui. Ora, a me interessa soprattutto, come dicevamo, il fatto che ciascuno di noi, quando si trova ad andare a votare per qualcosa, debba avere la sensazione che ci sia un minimo di senso in ciò che sta facendo, perché poi se no non ci possiamo lamentare dell'astensionismo. Ma io aggiungo a questo un altro piccolo aspetto, e cioè colui che diventa sindaco in questo modo, ma quale soddisfazione ne ha? Cioè, in cuor suo, nella sincerità del guardarsi allo specchio, può veramente dire di aver combattuto, come dice, una dura lotta tra pari atleti? Oppure no? Penso obiettivamente che sia difficile che concepisca il proprio risultato come la volontà popolare, perché queste condizioni, queste caratteristiche fanno sì che non ci sia gara, in buona sostanza. E quindi, se questa cosa comincia veramente a diventare la regola di una democrazia comunale che si svuota di ogni senso, risparmiamo i soldi e il traffico delle votazioni, mandate un podestà, oppure si decida in forme oligarchiche in maniera più sincera, quantomeno, perché se no è una presa in giro.
Il secondo flash riguarda il destino personale di quelli che erano stati gli ultimi rivoluzionari che abbiamo visto in Italia, questi lottatori, guerrieri a 5 Stelle. Anche qui le considerazioni ad ampio raggio non danno il senso del percorso individuale, invece i casi specifici fanno capire alcune cose in più, e qui mi riferisco al contesto del comune della città di Caltagirone, dove in una sorta di percorso che ricorda un po' le tragedie greche, i guerrieri caltagironesi contro il sistema, che lì era rappresentato in particolare dal PD, insomma, soprattutto, che aveva un feudo avuto, si sono ritrovati, in particolare 2 di loro, ad essere salvati dalla loro fine politica dal nuovo sindaco, espressione della sinistra, che li ha chiamati con sé a fare gli assessori, e quindi un ruolo che non richiede quella faticosa operazione del cercare i voti, insomma, e soprattutto magari di averli grazie al nome del Movimento 5 Stelle, che non c'è più come portatore di consensi. E allora queste 2 persone sono appunto fortunate per questo ripescaggio. Penso soltanto possibilmente a giovani o a emergenti nel Partito Democratico di quella città, che si sono visti scavalcare, perché poi anche lì i posti di assessore non sono tanti, dai loro ex nemici, solo perché c'è stata questa alleanza o questa, insomma, forma di fusione che vediamo a tutti i livelli. Insomma, vedremo anche alle prossime elezioni nazionali. Questo simbolo dei 5 Stelle praticamente si è così dissolto, e i suoi ex portatori cercano ognuno di sopravvivere. Vedremo pure se questi 2 miracolati di Caltagirone arriveranno a fine sindacatura, oppure è stato soltanto così un piccolo giro di giostra di 6 mesi o di 1 anno, ma poi finalmente torneranno alla vita civile e si dovranno cercare un lavoro, sostanzialmente. Terzo flash è sulle elezioni a Palermo, dove abbiamo dei sondaggi, e mette un po' di tristezza dal mio punto di vista vedere la collocazione di percentuali dei 2 candidati fuori dagli schemi, in qualche modo, che prendono teoricamente, secondo i sondaggi, un 2% abbondante o circa ciascuno, che era esattamente quello che si poteva prevedere nel momento in cui non si andava a convergere, ossia il nulla diviso in 2 o per entrambi, perché queste percentuali non consentiranno neanche l'ingresso nel Consiglio Comunale. E quindi un risultato annunciato, un risultato di cui si portano la responsabilità coloro che non hanno veramente posto come l'obiettivo, insomma, il dovere, se vogliamo, di evitare la frammentazione, e così annullano il proprio lavoro e anche quello del cosiddetto avversario. Tra l'altro nell'ultima fase della campagna con anche dei colpi bassi, insomma, delle polemiche piuttosto discutibili, che veramente, piuttosto che andare a parlare l'uno dell'altro, parliamo ovviamente di Ciro Lomonte e della Donato, sarebbe stato meglio indirizzarsi sui candidati più forti, se proprio si doveva fare una critica. Sono tre cose abbastanza ampie. Sul primo discorso, io penso che, già l'ho detto altre volte, dice uno che ha fatto male, con quale, che non è che si presenta con quale faccia si ripresenta, eccetera. Ma io ripeto, e mi ripeto perché l'ho detto altre volte, non se lo pongono questo problema. Questa è una cosa che ti poni tu o mi pongo io, che siamo, tra virgolette, anacronistici, cioè che crediamo nella politica, nella forma politica più nobile,
Ma non è così, nella realtà si fanno giochi che non ha importanza se prima sono andato male e ora mi ripresento, oppure che le intenzioni che ho. Le intenzioni sono quelle di rimanere alla gestione della cosa pubblica, che poi è la gestione del potere locale, nella speranza di poter accedere a un potere un pochettino più alto. Tu dicevi, ma allora dici inutile andare a votare. Purtroppo per loro è una cosa, un passaggio che si deve fare per legalizzare questo appropriarsi della gestione del potere pubblico. Sulla carta siamo in democrazia e si fanno le elezioni. Il secondo punto che tu dicevi, allora io non sono tanto convinto che il 5 Stelle sicuramente avrà una batosta, però sono convinto che ancora c'è gente così con i paraocchi che li voterà. I tuoi assessori non lo so che cosa faranno, poi io del Calatino non ho una profonda conoscenza. E questi sono lì, fuggeranno per portare voti, per farseli amici. Per quanto riguarda Palermo, mi astengo da ogni giudizio. Invece a livello nazionale questa settimana ha avuto un evento piuttosto significativo che si spera non venga sepolto o insabbiato dagli altri fatti successivi, perché è piuttosto grave, se vogliamo. Mi riferisco a una lista di figure più o meno pubbliche, più o meno conosciute, che è stata pubblicata dal Corriere della Sera, quindi insomma anche con l'autorevolezza, se ancora si può parlare di questa, o comunque la forza giornalistica di questa testata, riguardante appunto figure che sarebbero parte di uno strumento, di una sorta di quinta colonna del nemico russo, perché noi abbiamo un nemico anche se non siamo in guerra e dobbiamo combattere i suoi presunti servitori o agenti, anche se formalmente non esiste uno stato di conflitto, con queste persone che si sono ritrovate messe lì così. Che già il fatto in sé è molto discutibile. Poi nel merito, andando a vedere quali erano gli atti, diciamo, i fattori che avevano determinato l'inclusione di ciascuno di loro nella lista stessa, si vedevano anche cose piuttosto deboli, ambigue, anche poco circostanziate, ma soprattutto non si è più riusciti a capire la mano, l'autore, in qualche modo, perché non era il Corriere che ha fatto un'inchiesta per i fatti suoi per costruire questa lista, figuriamoci se ne avrebbero avuto il coraggio. Hanno dato la palla, diciamo, al Copasir, che sarebbe il Comitato del Parlamento per la sicurezza della Repubblica, cioè un organo di controllo dei servizi, che quindi dovrebbe avere un ruolo di controllo e non il ruolo di attività, diciamo, di intelligence, ma questa fonte ha smentito di essere stato l'autore, e allora si è andati a chiedere direttamente a chi gestisce i servizi se l'avessero realizzata loro. Pare che non è successo manco questo. A questo punto qualcuno ha fatto notare giustamente, è una lettera anonima, e si discuteva negli anni del terrorismo se era giusto o no pubblicare e dare spazio alle rivendicazioni, ai comunicati delle Brigate Rosse, facendogli un po', diciamo, da cassa di risonanza. Più o meno siamo lì, voglio dire, non si è capito chi si è preso la responsabilità di individuare quelle persone, e chiaramente è un messaggio intimidatorio per quelle persone, sì, ma molto più sostanzialmente per tutta la cittadinanza, perché ciascuno di noi, come si diceva una volta, taci, il nemico ti spia, no? Anche al bar, parlando con qualcuno o scrivendo una lettera alla fidanzata, se sei al fronte non dite notizie di rilevanza militare.
Cioè è un assetto comunicativo da coprifuoco che si vuole strutturare sostanzialmente. E quindi questo riguarda tutti e ciascuno dei 60 milioni di abitanti, non è anche quelli solo col diritto al voto, dai bambini agli anziani, tutti quelli che ci stanno in mezzo hanno avuto un messaggio. State attenti a quello che dite, a come parlate, perché qua vi mettiamo in qualche lista e poi anche i vicini vi guarderanno con sospetto, cambieranno marciapiede quando vi trovano, vi incontrano per strada e roba del genere. Cosa pensi di questo? È una cosa che insomma nella vita nostra insomma non ci era capitata perché non abbiamo vissuto il regime del ventennio. Poi per carità ciascuno sa fin dove spingersi nella libertà di espressione, però ecco che qualcuno dall'esterno venga a dire occhio che puoi fare una brutta fine, insomma è un po'... lascia pensare, no? Che lascia pensare sicuramente che i servizi facciano il proprio mestiere, quello di, diciamo, raccogliere informazioni, ci può anche stare. Il problema è se queste informazioni devono essere utilizzate al fine della sicurezza o per impedire la libera espressione delle idee. Perché parlo su di me così non tiro nessuno. Allora, io ho le mie idee, possibilmente nel momento in cui in questo periodo si sta parlando della guerra in Ucraina, eccetera, io esprimo il mio parere, esprimo il parere di essere contrario all'invio di armi per certe cose. Questo non vuol dire che io sia schierato con la Russia, Putin, eccetera. Una cosa è certa, io personalmente io posso avere delle idee diverse dalle decisioni che ha preso il governo, la Costituzione me lo permette. È chiaro però una cosa, che io se in un momento di crisi non solo diplomatica fra due nazioni, ma davanti a una crisi reale, a un intervento diretto, se mi si chiede di scegliere fra la Russia e l'Italia, è chiaro che io scelgo l'Italia, nel senso che io potrò essere critico, ma a casa mia e con i mezzi che la democrazia, in quanto siamo in democrazia, mi permette di fare. Su questo non ci piove. Se mi si dice poi in un determinato momento di scegliere fra queste cose, è chiaro che io scelga prima di tutto la Sicilia per intima convinzione. Poi, siccome la Sicilia è dentro questo contenitore Italia, io scelgo l'Italia. Questo comunque non toglie il problema di cui si sta parlando. Perché? Perché i servizi sono diretti dal Presidente del Consiglio. C'è quest'organo, questa commissione parlamentare che controlla dal punto di vista democratico a posteriore l'operato dei servizi. Come dicevo prima, che i servizi possono fare racimolare delle informazioni anche su Salvatore, su altre persone più note, eccetera, ci può anche stare, però nel momento in cui i servizi accertano che non c'è collusione, non c'è passaggio di informazioni, non c'è niente, quelle informazioni hanno il tempo che trovano e non devono essere usate per discriminare l'opinione di un libero cittadino contro un'opinione politica dominante in questo momento. La cosa grave è che tutto quello che svolgono i servizi di norma sono classificati, cioè sono o riservati, segreti, segretissimi, e il fatto che un lavoro classificato
sfondi su una testata giornalistica, questo già pone un grosso problema di chi è la colpa, di perché è stato. Allora, tutti quanti dicono non siamo stati noi, non è stato qua, non è stato là. Qualcuno ha fatto, a meno che non se la sia inventata la testata giornalistica, ma qualcuno ne dovrà rispondere, perché altrimenti veramente siamo nella lista di proscrizione, dove viene giudicato e viene annullato l'articolo della Costituzione, dove si garantisce la libertà di pensiero, di scrittura, la manifestazione del proprio pensiero. Questo è grave. Ora poi ai post dell'ardua sentenza. Tra l'altro, oltre alle liste, appunto, in realtà le questioni su cui l'opinione pubblica si divide non sono solo quelle riguardanti la guerra in Ucraina, perché le tensioni sociali, i problemi riguardanti il costo della vita e i problemi del lavoro sono lì, e vediamo anche qui una strana modalità differenziata di trattare gli abitanti di questo Stato, e cioè da una parte abbiamo con le ultime questioni del costo del carburante categorie che non possono farne a meno, come i pescatori, a tranne che non si rimettano con le vele o con le triremi a girare nel Mediterraneo per cercare il pesce, hanno manifestato questa problematica oggettiva di difficoltà nel portare avanti il loro lavoro, e subito sono arrivate le manganellate, perché per carità, come ti permetti, insomma, che fa? Devi dire che va tutto bene, devi essere perfetto, poi magari vai alla Caritas per mangiare, e tra l'altro poi su questo la questione anche del pesce che comunque non manca lo stesso, e quindi una sorta di contrabbando di pesce che arriva da chissà dove, pescato chissà quando, ringiovanito con plastiche facciali, chirurgia estetica, insomma, per sembrare bello fresco, però il consumatore non si preoccupa, e questo è anche un dato da rilevare, perché insomma, così come la famosa questione del grano di importazione, ora ne parliamo per altri motivi in questo periodo, però il consumatore non si chiede mai niente, voglio dire, non sa da dove viene quella cosa che si chiama farina, che in origine era il grano che cresceva sulle piante, non gli interessa, e così non gli interessa che il pesce venga dal mare, insomma, se lo trova impiattato e non si fa tante domande. È tutto molto bello, perché dimostra una forma di cecità o di disinteresse per il mondo reale. Chiedendo il bambino al papà da dove viene l'alluminio, dice l'alluminio viene dalla Conad, lo trovi lì, già in pratiche rotoli, e ci avvolgi il panino e te lo porti a scuola, non mi fare altre domande perché tutto il resto non ci interessa. Ecco, quindi anche il pesce nasce alla Conad e anche le brioche. Dall'altra parte, dicevo, disparità di trattamento, perché altro episodio della settimana, l'annunciato raduno libertario, anarchico, devastatore a Peschiera del Garda da parte di tutto un proletariato giovanile, pare di origine nordafricana, che ha pensato bene, visto che si può fare, di occupare una zona, una realtà, mettendola al sacco in qualche modo, senza che il sindaco del luogo potesse minimamente contrastare tutto ciò, ma appunto nell'assenza del ministro dell'interno, come se non fosse affare suo, sto ragazzi, poi possibilmente se la nipote del ministro dell'interno veniva aggredita o maltrattata o molestata in tutta sta cosa, magari forse qualche campanello gli si accendeva nella testa. Ma siccome probabilmente sono persone protette, può capitare solo all'italiano medio, al cittadino comune che non gira con la scorta, non può neanche girare armato come si faceva una volta per la propria sicurezza, perché ha demandato, come in uno Stato civile dovrebbe essere, il monopolio della violenza alla forza pubblica, però poi se si ritrova in mezzo agli Unni e ai Visigoti, è chiaro che dice: ma aspetta un attimo, forse se ero armato era meglio. Poi ce la prendiamo con gli americani che fanno
che fanno abuso di armi, però è anche vero che appunto ci sono queste situazioni estreme di problematica. È secondo te un fatto poco significativo o lancia un messaggio anche qui all'abitante di questo paese? Rivendicare i propri diritti è un attentato, è una bestemmia contro il governo dei migliori. Devastare un luogo è cos'è? Un'espressione di folklore? Queste sono le due valutazioni secondo te? E questo qua pone un problema. Dicevo prima che questa espressione geografica Italia sta facendo acqua da tutte le parti, c'è una decadenza politica, morale, culturale, economica. E già l'abbiamo visto al tempo del Covid, del Green Pass, che è la manifestazione in piazza del dissenso di essere attaccata con i manganelli, e la protesta dei pescatori che protestano perché non riescono a portare a casa un pezzo di pane per la famiglia, si buscano le manganellate. Certo, però, che arrivato a un certo punto l'ordine di dare le manganellate deve venire da qualcuno. La cosa è un pochettino che lascia molto, ma molto da pensare. Altro discorso che è successo a Garda quello è l'inizio, quello è un segnale. I manganelli vengono usati contro l'etnia italiana, i droni vengono utilizzati per andare a cercare il mischinazzo che va a fare la corsetta in spiaggia, però andare contro una determinata etnia, l'arrivo continuo di persone sulle nostre coste non viene visto come una minaccia, anzi gli si permette di fare quello che vuole. Questa, nella loro mentalità, eccetera, vedendosi impuniti, continueranno a fare di più. Se qui a casa mia devi rispettare le leggi, è inutile che parliamo di questa falsa integrazione, eccetera. Le integrazioni si fanno diversamente, l'integrazione la puoi fare quando è una piccola percentuale rispetto alla maggioranza dei nazionali, dei connazionali. Io non riesco a capire perché, parlando di democrazia e di esportatori di democrazia anche con le bombe, negli Stati Uniti per accedere io ho bisogno di un visto particolare, o in Australia, che non mi risulta essere un paese sotto dittatura, ho bisogno di un determinato tipo di permesso di ingresso, che addirittura devo dire quanti giorni devo stare, dove dormo, perché ci sto andando, dove vado a fare i miei bisogni, cosa mi porta appresso, eppure sono democratici. Perché questa fobia in Italia? Va bene che siamo il balcone sul Mediterraneo, ma non è detto che debbano per forza venire da noi. Malta, che è praticamente Catania in mezzo al mare, si può permettere, e non viene attaccata da nessuno, ad accusarla di razzismo, di fascismo, eccetera, può permettersi di dire no, io il porto non te lo do. Però chissà perché gli porti sicuri sono solo Pozzallo, Augusta, Marsala, Trapani, Palermo, Messina, cioè qualche volta Reggio Calabria, così. Non si può continuare così. Non si può continuare così. Stanno mettendo benzina sul fuoco dal punto di vista sociale interno, perché la gente non ce la fa più dal punto di vista economico, e anche interno, nel senso che tutte queste persone che lavoro non ce n'è per tutti, e quindi si sentiranno magari trattate da serie C, poi sono radicate nel loro fondamentalismo, usanze, eccetera. Scoprirà una bella patata bollente.
che poi veniva anche da notare un fatto, che questa manifestazione avviene in luoghi dove le famiglie di questi giovani in qualche modo vivono lì, vivono in Lombardia, nel nord Italia, perché cercano di inserirsi in quell'economia. E mi veniva da fare un parallelo che fa vedere come non solo nelle problematiche storiche, ma anche nei nuovi tipi di problemi, l'Italia non è più una nazione unica, perché prima di tutto lì possibilmente ci sono persone che appunto sono sbarcate in Sicilia, ma ormai l'abbiamo capito da anni che lì questa immigrazione in Sicilia non rimane in Sicilia, e quindi se le ritrovano poi tutta nel nord Italia, quelli che non riescono ad andare poi in altre parti del continente europeo. E già questo è una differenza. E un'altra differenza è che possibilmente invece nel nostro contesto il disagio economico, insomma la marginalità di cui tu parlavi riguarda in misura sostanziale gli italiani, i giovani che non sono emigrati, pur nati in Sicilia e nel sud, dove magari possibilmente la valvola di sfogo, perché io sono dell'idea personalmente che questa iniziativa a Peschiera del Garda la si è lasciata fare, non è che ha accolto impreparati, si è deciso che doveva avvenire e non andava impedita, perché così si sono divertiti a organizzarla, ne potranno parlare dopo l'hanno fatta. Certo c'è il rischio, come giustamente facevi notare tu, che l'impunità produca e rinforzi la voglia di fare di peggio, ma d'altra parte a me viene un collegamento visivo con le corse clandestine che si fanno in Sicilia, in autostrada o anche in vari luoghi, insomma, dove c'è tutta un'organizzazione, tutta una vitalità, addirittura si fanno pure i filmini, ed è un'altra formula di tipo sociologicamente analogo a quella, ma che ha per protagonisti appunto gli abitanti autoctoni, e questo è un'altra differenza abbastanza rilevante tra queste due Italie, in un certo senso, di cui una veniva chiamata da un'autorevole rivista che si chiama Limes, rivista di geopolitica, la Mitteleuropa di tono germanico, che mettendo in una cartina insieme a Repubblica Ceca, Austria e Svizzera le regioni italiane del settentrione, insomma dalla Liguria fino al Friuli, compresa l'Emilia ma non la Toscana, e quindi in qualche modo sta diventando un fatto che ha solo bisogno di essere sancito con una frontiera, ma insomma queste due Italie si allontanano sempre di più, e quindi non potranno più avere un punto di vista comune quasi su tutto, perché sarebbe come imporre abiti uguali a due persone con una corporatura completamente diversa. Non andranno bene a nessuno dei due, devono avere ognuno il suo vestito, e quindi non si capiranno, non ci saranno politiche nazionali degne di questo nome, perché dovrebbero essere due nazioni che affrontano ciascuna il suo problema. E questo non ha nulla a che vedere col sicilianismo, col separatismo, forse ha più che vedere con un'autonomia che il Nord vuole, l'ha detto e continuerà a volerla, anche per motivi oggettivi. Che esistono due Italie, e questo qua l'abbiamo sempre detto, ripeto, in una nostra trasmissione sulla geopolitica della Sicilia, insomma del Mediterraneo, accennai a questa Mitteleuropa a cui tende il centro-nord, ma questo nasce dal primo momento dell'unità d'Italia. Dissi all'epoca che il baricentro dello sviluppo economico è spostato verso nord, e quindi è chiaro che nel tempo questa difformità, questo divario si è sempre più accentuato.
anche perché a questo punto, se devono politicamente fare delle leggi per incrementare la viabilità, eccetera, andranno sempre a favorire la parte del paese più produttiva per renderla ancora più produttiva e diciamo competitiva con altri spazi economici, perché non vedono l'utilità economica di spendere soldi in parte di questa nazione che è improduttiva, che serve soltanto per altri scopi, per il folklore, per il turismo, eccetera. Però anzi, ci sono state politiche poi, passando dall'Unità d'Italia poi all'Unione Europea, ci sono state politiche che hanno accelerato e aumentato ancora di più questo divario per scelte proprio assurde. Hanno massacrato quel pochettino di economia che rimaneva al sud, senza un'opposizione da parte di chi rappresentava l'Italia a Bruxelles. E parlo per il grano, e parlo per i prodotti agroalimentari in generale, per la pesca e per quant'altro. E quindi tutto orientato a trovare mercati e agevolazioni per il centro-nord, e che se ne frega se il sud annaspa. Magari il sud è stata forza lavoro da portare al nord, ora però da sostituire con i nuovi immigrati nordafricani e africani. Ora, tu dicevi non si tratta di sicilianismo, separatismo, eccetera. Però se si deve continuare così è inutile dare una autonomia ampia alla Mitteleuropa italiana e continuare a essere mercato per i prodotti che arrivano là. A questo punto si faccia come la Cecoslovacchia, si prende coscienza che questa cosa non può andare e ognuno va per la propria strada. Sono parole pesanti, lo so, però logica vorrebbe questo. Però logica vorrebbe anche che si facesse a sud e in Sicilia, per quello che mi riguarda, una profonda analisi di coscienza per togliersi l'abito delle lusinghiere, dell'essere mantenuto a tutti i costi, eccetera, e di vestire l'abito della proposizione, cioè di proporre, di risolvere problemi e di abbandonare una concezione, una mentalità che magari ci hanno inculcato, magari ereditiamo da un certo periodo storico, però che ci hanno anche inculcato, e valorizzare tutto quello che è nostro. Ultimo argomento per oggi, andiamo nella questione dei grandi fatti che hanno fatto anche la nostra storia contemporanea, anche se sono non tanto lontani. Parliamo della vicenda che ha segnato, insomma, il nuovo millennio, la ricorrenza e anche comunque l'evento terroristico dell'11 settembre del 2001 con l'attentato alle Torri Gemelle di New York. Ne parliamo perché, come sa chi si interessa alla storia, vicina o lontana, l'interpretazione e anche la comprensione di determinati eventi è sempre soggetta a cambiamenti, nuovi fattori da valutare e via di seguito. E credo che sia una buona occasione per ciascuno di noi confrontare o poter osservare, ecco, due letture molto differenti che si sono trovate a dialogare o a dibattere l'una con l'altra proprio in merito al fatto storico, insomma, l'avvenimento dell'11 settembre, laddove più o meno ciascuno di noi lo saprà così perché ne ha sentito parlare, che nel tempo, fin dall'inizio, ma anche negli anni successivi, alla versione ufficiale, insomma, che sostanzialmente aveva individuato
nel contesto dei talebani dell'Afghanistan con il famoso Osama Bin Laden e la formazione islamista terroristica Al-Qaeda, il soggetto responsabile, organizzatore, il cervello dell'operazione. A questa, che è stata un po' anche la formula contenuta in un rapporto, una commissione d'inchiesta che il Congresso americano ha messo in piedi, nel tempo ci sono state avanzate una serie di perplessità, di dubbi. Tra l'altro non ci dimentichiamo che quella lettura degli eventi ha anche portato a motivare dei cambiamenti legislativi molto significativi in America e in tutto il mondo, per i voli aerei, per i controlli della sicurezza. Insomma, è stato un fatto che ha giustificato un aumento del potere degli stati sulla cittadinanza, in buona sostanza, per motivi di sicurezza. Ma appunto, dicevo, tanti elementi, documenti di vario genere sono stati guardati in modo diverso e in buona sostanza si è sviluppata una controinformazione, una verità diversa, fatta di tanti aspetti totalmente diversi, che, molto per riassumere perché non possiamo parlarne qui, individua invece non una matrice terroristica e quasi figlia dello scontro di civiltà tra Islam e Occidente, ma una matrice tutta interna al contesto dell'Occidente, degli Stati Uniti, dei rapporti di potere interni, come se nella famosa strategia della tensione si volesse creare un fatto così eclatante, così tragico, così di impatto per l'emotività di tutti noi, da non poterci far sollevare nessuna obiezione per tutte le conseguenze successive, perché chi mai avrebbe osato quasi anche lì passare da filo terrorista, da filo talebano e via di seguito? Non sia mai. La verità è quella, il fatto è quello, le conseguenze sono quelle. Bene, io invito tutti i nostri ascoltatori a prendere visione di un dibattito che dicevamo che appunto ha proprio rappresentato plasticamente nella forma, nell'immagine dei due interlocutori, la contrapposizione tra queste due teorie. Una, la teoria ufficiale, l'altra invece quella alternativa. E due personaggi diversi anche nella biografia professionale. Parliamo di un giornalista mainstream, come si dice oggi, che si chiama Fausto Biloslavo, il quale appunto si è mosso mostrando anche di non essersi fatto particolari domande, perché fondamentalmente alla questione aveva già risposto quella commissione d'inchiesta, quindi era tutto scritto lì, secondo lui. E dall'altra parte invece Massimo Mazzucco, che nel corso di questi anni sta emergendo in maniera molto chiara e con una continuità come portatore e anche divulgatore in maniera anche molto chiara, con dei documentari di verità alternative. Si è occupato dell'11 settembre, anche di altri temi di importanza internazionale. Io semplicemente invito proprio a seguire dall'inizio alla fine questo documento per capire quanto sia anche per ciascuno di noi la scelta di dare una possibilità alle visioni diverse, cosa che invece, questa è stata la mia impressione, il portatore del pensiero del mainstream, Biloslavo, quasi quasi era come se non potesse concederlo prima di tutto a se stesso, perché è chiaro che una tesi che riguarda l'11 settembre parla di cause e un disegno interno all'America è difficile da accettare alle nostre coscienze, perché è molto più dirompente nel senso della fiducia verso la società, le istituzioni eccetera, che non invece individuare un nemico esterno che in quanto esterno si tiene lontano da se stessi, insomma è già fuori dal proprio orizzonte. Ecco, osservate queste due rappresentazioni, perché sono appunto figlie di una contrapposizione che oggi finalmente sta prendendo piede grazie alla rete, insomma la possibilità che accanto alla versione ufficiale su qualsiasi tipo di tema
possa avere diritto di esistere, di diffusione e anche di giudizio da parte del pubblico, un'altra o altre varie possibilità. Come vedi questo aspetto? Pensi che sia un bene, un male, oppure dobbiamo tutelare come bambini la sicurezza mentale? Non dobbiamo dire che Babbo Natale non esiste perché poi qualcuno si rattrista, insomma. Se ci sono nuove tesi, l'importante è che non è da piattista, cioè insomma, delle cose assurde che stanno in cielo e in terra. Ben venga, potrebbe anche contribuire, ma non è la prima volta che vengono riaperti indagini e poi saltano fuori contesti e situazioni diverse dalle prime conclusioni che si sono fatte. Io di quel video, sì, come dicevi tu, c'era quel giornalista che era proprio piegato palesemente con il riscontro delle indagini della commissione. Io però gli contesto una cosa. Quando parlava Mazzucco della possibilità che fossero dei droni, quell'altro diceva che è troppo grandi, troppo, cioè, impossibile, eccetera. Faccio presente che nell'attuale crisi militare tra l'Ucraina e la Russia nei primi giorni, per non farsi abbattere aerei pilotati, ha modificato vecchi aerei anche della seconda guerra mondiale, rendendoli droni, quindi aerei non pilotati, per fare da cavia, nel senso che magari la contraerei ucraina li ha abbattuti a posto poi degli attacchi veri e propri degli aerei pilotati. Quindi questo già un pochettino smentisce tutto quello che diceva il tizio, che i droni, stiamo parlando di aerei grossi, eccetera, quindi la tecnologia ci sta. Ci potrebbe essere anche un'altra ipotesi. Io non sono un pilota, però so che nei Boeing ci sono i piloti automatici e ci sono dei computer di bordo che aiutano il pilota automatico a far mantenere una rotta e una certa cosa. Allora mi pongo un altro problema. Non è che magari con qualche software, qualcosa, oggi si parla molto di hackeraggio, eccetera, si sono riusciti a impostare determinate condizioni di volo dell'aereo e magari all'interno con del gas asfissiante, eccetera. Cioè praticamente questi aerei sono stati poi, diciamo, programmati per andare a sbattere là e magari sopra le persone che erano a bordo erano già morte. Questa è fantascienza, è un'ipotesi così buttata così da me. Però l'unica cosa che io non entro nel merito di questa vicenda perché praticamente non lo so. Certo, non è la prima volta che alcuni servizi creano delle situazioni ad hoc a spese del proprio paese. Però siamo nelle ipotesi, nelle cose. Quindi l'unica cosa appunto che di quel video là, e soprattutto che mi stai dicendo che è stato dall'anno scorso, questo discorso che quello diceva che è possibile, eccetera, eccetera, lo leggo che invece è possibile trasformare un aereo grosso in un drone. Anzi, pare che stiano progettando degli aerei tipo Hercules, da trasporto, che siano proprio dei droni. L'importante, secondo me, su questo argomento come su qualsiasi altro, come sulla questione pandemica, come sulla questione della guerra attuale, eccetera, è che rimanga in qualche modo, anche con la difesa che purtroppo si rende necessaria, la difesa attiva
perché si tende sempre a voler chiudere questi spazi di riflessione, perché se si chiudono gli spazi di riflessione, ciò che abbiamo tra le due orecchie diventa piuttosto superfluo, basta che ci dicono com'è la situazione e noi, per carità, non osiamo vederla in qualsiasi altro modo. E invece credo che sia importante, come dicevi tu, poi possibilmente per ritornare al punto di partenza, però prendere in considerazione ipotesi alternative non significa farsi portare in giro cospirazionismi di ogni genere, significa solo dire può darsi, vediamo, poi dice no, non sta in piedi, non funziona. La scienza non è un punto di arrivo, ma è un processo, devi sempre guardare non solo dove sei arrivato, ma anche cosa questo può prefigurare come risultati successivi, diciamo in prospettiva. L'hai tolta la bocca, cioè dal punto di vista scientifico non è che ci sono dei postulati, perché se dovessimo prendere tutto nella storia dello sviluppo scientifico, insomma, dell'umanità, se dovevamo avere dei postulati del sistema tolemaico, di determinate credenze o studi che portavano fino a quel punto nella medicina, non ci sarebbe stato Darwin, non ci sarebbe stato Galileo, Newton, eccetera. Cioè, se parti da un presupposto di quello che tu sai, però poi ti viene un dubbio e lo porti avanti una ricerca, due sono le strade: o ti porta a un fallimento e dici no, vabbè, era giusto quello che fino adesso è stato fatto, oppure no, guarda, un esempio in fisica ci sono molte leggi che vengono classificate con la meccanica classica e poi c'è la fisica quantistica, ma per vie diverse, per concetti diversi, poi arrivano alle stesse conclusioni. E appunto questo secondo me è il valore aggiunto, e quindi siccome noi abbiamo potuto vedere questo documento e siamo nelle condizioni di poterlo segnalare a chi fosse interessato, ecco, invitiamo a non perdere l'occasione, in questo come in innumerevoli altri casi, di mettere se stessi un po' in gioco, per dire vediamo se riesci a convincermi, quali prove porti e come riesci a difendere la tua tesi. Sostanzialmente è anche un po' un esercizio per tenere in buona salute l'apparato della materia grigia. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Ringraziamo come sempre chi ci ha seguito, invitiamo a condividere sugli spazi social il canale di Qui Sicilia che ospita il laboratorio politico Alba Siciliana che cura questa trasmissione, e detto questo salutiamo tutti alla prossima puntata. Buonasera.